Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Eccoci qui all'appuntamento di lunedì, si riapre la settimana, una settimana di dirette. Io sottoscritta sono qui questa sera, ma sarò in compagnia del Marietto Veneziano mercoledì alle 21 sul suo canale YouTube e tornerò qui venerdì sempre alle 21:30. Inoltre domani sarò in diretta tra le 16 e le 17 circa sul canale Psicologicamente. Dunque per quanto riguarda dunque le dirette, questa settimana ci sono un po' di movimenti e di incontri. Bene, detto questo vi ricordo le solite consuete informazioni prima di cominciare la diretta vera e propria, vale a dire che per porre la domanda dovete indicarmi il vostro nome e la vostra data di nascita nella domanda. Ovviamente formulare una domanda chiara, dunque articolate, scrivendo la vostra richiesta in modo chiaro. Se la vostra domanda in effetti riguarda qualche altra persona che è coinvolta nella situazione o nella questione che cercate o desiderate indagare, dovete mettermi anche il nome di questa persona e la sua data di nascita. Bene. Vi ricordo inoltre che rispondo in ordine di arrivo, dunque più siete tempestivi e più le possibilità che io vi dia una risposta sono alte. Dunque mi raccomando, si gioca tutto nei primi minuti, cercate di essere rapidi. Che altro dirvi? Ovviamente siamo a disposizione anche su altri canali, nel senso che siamo disponibili nei gruppi Facebook, i casti sacerdotali e radiestesia radionica, tarologia ed ermetismo, dove troverete appunto molti circuiti, link a video interessanti, tutte cose comunque che nascono da noi, nel senso che sono cose, video, circuiti e cose che appunto nascono dal nostro lavoro, dal lavoro del Marietto Veneziano e della sottoscritta. Dunque questo ci tengo a dirlo perché appunto non facciamo copia e incolla o mettiamo link di altri contenuti. Dunque sono tutti contenuti autentici e ovviamente unici. Bene. Detto questo, che ogni tanto è giusto, vero Marietto, ricordarlo, detto questo, vi ricordo inoltre che il sito ilcapitano.altervista.org è online da anni ormai ed è il primo sito di radionica in Italia, dunque abbiamo messo a disposizione, soprattutto il Marietto, nel corso degli anni, notevoli dispense che raccolgono appunto circuiti radionici in modo totalmente gratuito, dunque potete accedere al sito e scaricarli a vostro piacere. All'interno delle dispense trovate un minimo di spiegazioni di utilizzo, fermo restando che nei nostri canali YouTube, dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano che si chiama proprio Marietto Veneziano, e nel mio canale YouTube, che è dove siete qui questa sera, trovate delle playlist all'interno delle quali appunto abbiamo spiegato i concetti e l'uso di questi circuiti. Dunque per gli amanti del genere sicuramente trovate molta carne al fuoco. Bene. Io penso di aver più o meno introdotto tutto, vi ricordo comunque che siamo disponibili per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti, dunque all'interno della quale, dunque di questo consulto potrete chiedere quello che vi sta a cuore, di qualsiasi natura e con qualsiasi modalità di interrogazione. Dunque se avete delle necessità di approfondire argomenti che vi mettono dubbio o siete in un momento di stallo, volete capire perché o come venirne fuori, non esitate a contattarci. Dunque vi ricordo appunto di scrivermi tramite Telegram o WhatsApp al 347 8702 622. Benissimo,
Detto questo, direi di cominciare con i saluti e rispondere alle domande che trovo qui online questa sera, e spero che si aggiungano appunto anche altre persone. Questa sera vedo che un po' di... cominciato il bel tempo, la gente esce. Allora, buonasera Chiara, buonasera Antonio, buonasera Lia, buonasera Cinzia, buonasera Marietto, buonasera Angela, buonasera Silvia. Bene, intanto questa sera ci sono queste persone e queste domande. Perfetto, direi di cominciare, così se anche si dovesse aggiungere qualcun altro riuscirò a soddisfare le persone che hanno posto la domanda. Dunque, allora, cominciamo da Lia, la prima domanda. Troverò anche io l'anima gemella, 6 marzo 69. Va bene, vediamo cosa dice, cosa dicono le nostre sibille per Lia, 6 marzo 69. Grazie Sibille. Allora, il taglio è un taglio molto positivo. Si parla di novità, si parla di nuovi inizi, di progetti in embrione, si parla di possibilità che hanno modo o il potenziale appunto di sviluppare e di crescere, soprattutto se ti darai da fare. Dunque è un taglio molto ottimista e molto possibilista. Vediamo un po' la stesa. Allora, sì, adesso sistemo meglio l'inquadratura, ecco qua. Allora, Lia, diciamo che abbiamo un passato un po' particolare. C'è un primo rimpianto, quasi come se probabilmente a volte forse hai cullato o nutrito dubbi sull'esserti lasciata scappare una persona valida. Può essere che tu abbia sottostimato qualche opportunità del tuo passato e che dunque questa occasione persa, possiamo dire così, ha creato probabilmente degli ostacoli poi nel tempo a venire, magari creando proprio una sorta di confusione su quello che desideravi avere o vivere per quanto riguarda appunto i sentimenti. Magari qualcuno ti ha lasciato il dubbio di aver perso un'occasione molto valida, però sembrerebbe che in questo momento attuale non so se proprio a causa di questi rimpianti o di qualche pensiero nostalgico del passato, ci sia in corso qualche manovra di riavvicinamento. È probabile che sia un qualche ex o qualche persona del passato che entra in contatto con te, magari telefonicamente, oppure che riceverai notizie di una persona che magari vorrebbe riaffacciarsi nella tua vita. Però, a parte questo, la linea del presente non è molto possibilista, a parte una specie di possibile incontro che però genererà più dispiacere che altro. Dunque, in questa fase non ci siamo ancora. Nel prossimo periodo, però, potrebbe comunque inserirsi nella tua vita una persona che magari all'inizio non ti colpirà in modo particolare, potrebbe indicare comunque l'arrivo di una persona. Vedi che compare il ladro. Generalmente il ladro è qualcuno che si insinua in qualche situazione già esistente, ma a meno che tu non sia già in relazione con qualcuno, ma consapevole che non è la persona giusta, stia chiedendo se troverai anche tu in realtà la persona giusta per te, la tua anima gemella, e dunque
a meno che questo non indichi che tu hai già qualcuno in corso e sta arrivando quest'altra persona, è più probabile che indichi che qualcuno arriverà nella tua vita alla chetichella, cioè che non darà tanto nell'occhio, però sarà e potrà essere una persona comunque interessante, molto presente, qualcuno che però magari non ti colpirà particolarmente, ok? Un uomo magari comune, ma nonostante ciò molto affidabile, leale. Ehm, Potrà nascere dunque un'amicizia, qualcosa di più, ma è possibile anche che tu poi non riesca a cogliere questa opportunità. Il che non significa comunque non risponde in modo molto chiaro alla tua domanda se trovi l'anima gemella. Potrebbe però indicare anche, in virtù della tua domanda, che l'anima gemella ovviamente non appare mai con un neon sulla fronte e vi dice sono l'anima gemella, magari sarebbe facilissimo, perciò potrebbe anche essere che il senso di questa stesa sia che magari la incontrerai sì, faticherai a riconoscerla all'inizio, ok? Dunque occhi ben aperti perché comunque l'esito vede un gran signore, è un corteggiamento, è la consolante sorpresa, è un cambiamento radicale. Dunque, secondo me la risposta è sì, Lia. Dunque sì, la trovi e devi immaginare che questo incontro evidentemente cambierà tutto e chiuderà completamente con il passato, ma soprattutto la cosa positiva è che sarà per te una consolazione da una parte, ma anche una cosa veramente positiva. Dunque, per me la risposta è sì, Lia. Non so darti le tempistiche, ma compare nell'esito, dunque direi proprio di sì. Allora, andiamo avanti e rispondiamo a Cinzia. La domanda è, Alessandro, cosa prova per me? Grazie. Dunque, Cinzia nata l'8 giugno 80 e lui il 16 settembre del 77. Benissimo, allora vediamo cosa prova Alessandro per Cinzia. Uh. Mm. Allora, Sibille, cosa prova Alessandro per Cinzia? Grazie. Allora, al taglio compare una nemica e compare la carta della stanza. Dunque è una situazione, diciamo così, che apre qualche dubbio sul suo sentimento nei tuoi confronti. Ho premesso che non so che tipo di rapporto abbiate, da quanto vi conosciate, però vediamo un pochettino cosa dicono comunque le sibille nella stesa. Ascolta, puoi dirmi se avete già una relazione, se, non so Cinzia, se puoi rispondere a questa domanda, se siete stati insieme nel passato, oppure se ho bisogno di un'indicazione, perché da quello che vedo, qualcosa mh, già nel pregresso, già nel passato ha cambiato un po' la situazione, sembra quasi una sua amica da lontano, qualcuno che lui conosce di qualche altro luogo che lo ha fatto un po' cambiare nei tuoi confronti. Cinzia? Nessuna relazione, solo amici. Ok.
Infatti vedi che c'è un'amica nel passato, dunque secondo me anche questa cosa da parte sua non la vedo decollare. Ti dico che sinceramente soprattutto le carte di chiusura e l'esito non lo vedo coinvolto sentimentalmente e anche al presente, vedi, abbiamo qui l'ammalato con sonte sorpresa, fedeltà e morte, dunque è come se lui non è che non ci pensi, un po' ci pensa e anche un sentimento, una forma di lealtà nei tuoi confronti ce l'ha, però è, è molto indeciso sul da farsi. E in ogni caso questa cosa andrà a cambiare. Lo vedo poi, come dire, sempre molto disponibile, aperto al dialogo, all'ascolto, però vedi che come sentimento non ci siamo proprio. Gelosia, vedovo, sono proprio carte, proprio no, prigione, bloccato, proprio no, il sentimento che speri tu in lui da parte sua non c'è, non è di quella natura. Ti vuole bene, ti rispetta, stima e ascolta quello che dici, lo fai riflettere, ma non penso proprio che abbia un sentimento di altro tipo. In ogni caso, se anche adesso sta manifestando qualcosa, è destinata a cambiare questa cosa qua. Dunque, non lo vedo andare avanti in una forma di rapporto. Credo che quello che scrive qua, un'amicizia, probabilmente o non è dello stesso posto, non è originario dello stesso posto di cui sei originaria tu, c'è un qualcosa comunque che parla di distanza nel passato, ma una distanza che non può essere colmata con un sentimento, sebbene io ti vedo coinvolta per lui nel passato, ma non vedo questo ricambio. Sicuramente ti stima tantissimo, ha un affetto per te, ma non è quel sentimento che probabilmente cerchi tu. Mm? Anche nell'esito vedi che manifesterà poi un disinteresse in futuro e con qualche occasione poi probabilmente si allontanerà. Dunque, se capisce magari che sei coinvolta, non lo so, magari c'è il rischio che si perda anche l'amicizia. Non mi dispiace. Mm. Allora, dunque, nel frattempo si sono aggiunte anche Claudia, Maria, Farfalla ed Eva. Buonasera anche a voi. Benissimo, dunque, rispondiamo adesso alla prossima domanda che è di Angela. Buonasera Ilde. Angela, 10 febbraio 69, lui Gaetano, 28 marzo del 60. Volevo sapere se lui tiene a me, grazie. Benissimo, allora vediamo cosa prova Gaetano per Angela. 28 marzo 60 Gaetano e Angela 10 febbraio 69. Vediamo un po'. Allora, al taglio abbiamo giovane fanciulla, sospiri. Io non so se lui ti percepisce molto giovane rispetto a lui, lo vedo comunque che è un po' tormentato, vedo qui ci sono questi sospiri, dunque eh, o lo preoccupa una forma di, scusate che non si vedono, ecco, una forma di immaturità, ma non penso, oppure è tormentato magari per la differenza d'età, oppure, boh, vediamo un po'. Beh, oddio, anche qui la stesa è un po' quella che è, non è molto, non è proprio fantastica, però diciamo che sotto qualche aspetto potrebbe esserci
qualche cosina interessante, qualche movimento. Ti spiego, dunque, inizialmente, vedi, c'è malinconia, l'artista, il militare, la morte, la conversazione. Dunque, il suo iniziale distacco, probabilmente, perché comunque l'artista non è una persona che si coinvolge emotivamente, è una persona più centrata su di sé, dunque è più un qualcosa che come dire, il tipo di interesse è più così filosofico, più mentale, con una piccola forma di attrazione, ma anche con qualcosa che però vedi che c'è militare e morte, dunque qualcosa che comunque si trasforma e si sublima in tante conversazioni. Dunque anche l'aspetto fisico non compare particolarmente. Al presente, riunione nemico, lettera e amatrice. E anche qui, sai, la situazione non è chiarissima, perché è come se i vostri movimenti siano tenuti sott'occhio, ok? Io ora non so in che situazione siate voi due, Angela e Gaetano. State insieme? Oppure ehm, vi siete frequentati in passato e in un clima di segretezza e poi non c'è stato più granché, adesso sembra riavvicinarsi, attenta però, perché se si riavvicina qualcuno tiene d'occhio le conversazioni del telefono, ok? Potrebbe essere, se lui già sta con una persona, che sia questa persona che controlla queste cose. Dunque, attenzione, siete spiati probabilmente. Oppure questo avvicinamento che vedo potrebbe essere invece causa di ostacoli o problematiche. Dunque, a dipendenza della situazione, ti invito a capire tu cosa cercano di dirti le sibille in base a quello che riesco a dirti. Nel prossimo periodo, dispiacere, amore, sacerdote, vedi che da una parte è come se questa cosa, l'idea che magari, cioè qualcosa lo manda in sofferenza, o sapere, conoscere qualche situazione, o qualche notizia che gli arriverà, qualcosa lo porterà insomma a provare un dispiacere ed effettivamente a livello sentimentale a raffreddarsi. E poi comunque ladro, pensiero, disgrazia. Qui io vedo l'interferenza di qualcuno che è fra voi. Dunque, non lo so, o sei tu che devi fare attenzione, cioè le cose sono due, o sei tu quella esterna e lui ha qualcuno accanto, e dunque se cercate di vedervi in modo, come dire, parallelo alle storie ufficiali, attenti perché siete sorvegliati, oppure guarda proprio attenta, sorveglia se lui è già il tuo compagno, perché è possibile che qualcosa sia nell'aria. Ok? Dunque ti invito a capire di cosa stanno parlando le sibille, però l'esito, gelosia, fedeltà, domestico, falsità. Dunque, lui sicuramente ha un atteggiamento comunque possessivo, è comunque geloso verso di te, è anche molto ben disposto, però vedi, la carta della falsità è un po' come se sottolineasse delle forme di opportunismo e anche delle insincerità. Dunque, così è un po' ambiguo, come se non si e lui stesso non sa bene che cosa manifestare, o finge semplicemente di non essere geloso, di non essere coinvolto, oppure c'è qualcosa che lui ti tiene nascosto. Dunque, mm, mm, mm. Certo, quando poi si parla di persona durante i consulti, più che di persona al telefono, è molto più facile perché ovviamente c'è modo di confrontarsi nell'immediato. Allora, bene, dunque ho risposto
ad Angela, passiamo a Silvia. Allora, Silvia vuole sapere se troverà un nuovo amore. 30 novembre 71. Va bene Angela, io sono a disposizione quando vuoi, mi scrivi tramite Telegram o WhatsApp al numero e sarò ben contenta. Dunque, vediamo di rispondere a Silvia. Allora, Silvia troverà un nuovo amore 30 novembre 71. Grazie. Eccole qua. Oh, sì, ma non sprecare le opportunità. Sembra che ci saranno molti incontri, ok? Molti incontri fortunati. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Beh, già probabilmente in passato avevi preso, non so, contatti, conversavi, ti piaceva chiacchierare, stare in compagnia di un uomo bruno che non so se fosse un collega di lavoro, qualcuno comunque del tuo entourage, perché generalmente la carta del domestico parla di qualcuno intorno a noi, vicino a noi. E non so se parlavate o progettavate un incontro, di viaggiare per incontrarvi, però sembra che non, con questa carta dei deliranti, questa cosa sia rimasta un po' così, o l'incontro non è stato chissà che cosa, oppure si è fatto un gran mare di chiacchiere a seguito di questo incontro, oppure ancora l'incontro stesso ha poi generato cioè l'incontro può anche essere inteso come un periodo di relazione fisica, comunque qualcosa nel passato poi ti ha lasciato un po' così perplessa. Al presente qualcosina potrebbe muoversi, potrebbe essere un uomo molto più grande di te. Sai, il sacerdote parla di due cose, fondamentalmente per quanto riguarda l'amore, o un uomo, che andiamo a incontrare un uomo più grande, che dunque assume un po' anche il ruolo di guida, di padre, anche se non intendiamo proprio quello chiaramente, però un uomo che ha un fare paterno, oppure può essere comunque una persona un po' introversa, chiusa, timida, o in ogni caso al negativo invece potrebbe parlare di un allontanamento, ma siccome stiamo cercando di capire eventuali nuovi incontri, nuovi amori, beh, ti posso dire che forse sul posto di lavoro o legato a questioni lavorative c'è comunque un uomo che ti corteggia garbatamente, più grande di te. Non so se effettivamente sia così, se ce lo ha intorno, oppure se si tratta di un uomo più grande che lavora nell'ambito del commercio. Comunque qualcosa c'è, già c'è qualcosa, un corteggiamento c'è già in questo momento. Allora, cosa succede però, da quello che mi pare di capire? Nel futuro è possibile che subentri qualcun altro. Dunque, probabilmente è una situazione che finalmente si sblocca nei confronti di qualcuno che hai atteso magari a lungo, ma questa situazione porterà, vedi, uno stato di abbattimento, di tristezza, perché probabilmente si tratterà di capire bene, di valutare bene cosa scegliere, oppure potrebbe indicare, attenzione, che questa persona che ti corteggia garbatamente, che è interessata a te e che probabilmente
ha iniziato a sviluppare un sentimento nei tuoi confronti, però purtroppo non è esattamente libera questa persona, e questo può dare delle problematiche, come abbiamo visto. Il problema è che potrebbe in futuro farti capire che non ha intenzione di lasciare la moglie. Questo è un po' quello che mi viene così distinto a getto di dirti vedendo queste carte. Dunque, oppure, la cosa che spero essere quella più giusta anche per te, è possibile che nonostante qui appunto ci sia un piccolo movimento, in futuro invece potrebbe subentrare qualcuno invece buono per te. Eh, Però diciamo che non spiegherebbe proprio al massimo queste ultime carte, dove appunto c'è necessità, così ti vedo nella necessità o di appoggiarti ad un'amica, qualcuno che ti possa dare una mano nel limite delle sue possibilità, oppure che appunto tramite questa conoscenza tu possa tenere d'occhio una situazione. Fai attenzione comunque perché alcune carte inducono una forma di avviso, no? Di circospezione, perché la carta della nemica generalmente indica delle problematiche che poi si aprono all'orizzonte e potrebbe essere magari se questo uomo sposato effettivamente è quello con cui va a nascere qualcosina, potrebbe essere che appunto la moglie cominci a sviluppare qualche dubbio, qualche bisogno di tenere d'occhio. Allora, in ogni caso, io penso proprio che sia possibile per te più di un incontro. Io vedo, vedi qua, basterà metterti di nuovo un po' in gioco, muoverti di nuovo un po', perché vedo molte opportunità e tra queste potrebbe tornare un ex. Allora, vediamo un pochino, rispondiamo a Claudia, che nell'ordine compare lei, vuole sapere se Claudia manca a Vito. Allora, Vito del 16 febbraio del 50, Claudia 20 maggio 67. Vediamo se mi manchi, se ti scriverà. Dunque vediamo, chiediamo alle Sibille, ditemi Vito cosa prova per Claudia, cosa pensa e cosa farà. Grazie. Allora, beh, il sentimento c'è, ma c'è anche dell'orgoglio. Io non so cosa sia successo, come sia la storia fra voi, però un pochettino c'è qualche situazione forse. Allora, Claudia, beh, la prima linea del passato sembra proprio parlare di un tradimento. Io non so se lui, vedi che c'è ladro, Imeneo, dunque proprio il tradimento in un matrimonio, vedi che c'è un qualcosa che comunque con qualcosa di forte, vedi che la carta della disgrazia parla di un evento sicuramente molto forte nel vostro passato. E, effettivamente c'era qualcosa tra voi, perché l'amante, la lettera, dunque qualche situazione che
o per qualche motivo non è andata tanto più in là e dunque si è un po' bloccato tutto, oppure comunque una situazione che aveva un grande potenziale, ma deve essere successo qualcosa, qualcosa che comunque è segnalato dalla carta della disgrazia. Guarda, io lo vedo comunque che gli manchi, sì, è come se gli manchi. Guarda com'è lui al presente, mercante, ammalato, malinconia nemico. Secondo me, sai, è proprio la classica linea dell'uomo che soffre, che non fa proclami, ma che segretamente ti tiene d'occhio, ti controlla. Dunque magari non ha semplicemente voltato le spalle, magari tace e si è isolato, però comunque un minimo nelle sue possibilità cerca di prendere informazioni, non so se tramite i social, non so in che modo, magari passando sotto casa tua in qualche modo, cioè lo vedo comunque ancora proprio tormentato. Ora dirti che proprio farà qualche azione nel prossimo periodo, non saprei, perché gran consolazione, falsità e dottore, beh, diciamo che può indicare che coglierà a sorpresa un'opportunità, no, per, in qualche modo sistemare la cosa, però non viene detto come, non so se ti scriverà, almeno non sembra così. Però guarda che Bambino e Fortuna con la carta del pensiero sembra indicare un inizio molto positivo, un qualcosa che comunque conferma una fiducia, un rapporto anche favorevole, positivo, e la possibilità che dunque magari gli venga questo desiderio di progettare, trovare una soluzione, immaginare qualcosa del futuro. Dunque, io effettivamente devo dirti che non so se ti scriverà, però ora soffre come un cane e comunque vedi che sembra comunque intenzionato in qualche modo a ritornare. Dunque, probabilmente farà un atto di volontà, di forza, però ricorda una cosa, che se lui è comunque in una relazione e non ha mollato la presa per altri motivi, è possibile che con la carta del militare e del denaro lui conserverà il rapporto ufficiale di facciata. Capisci cosa ti voglio dire? Dunque l'allegrezza al cuore è una circostanza dove, cioè è una carta che parla di comunque flirt e altre cose che arrivano e camminano di pari passo con altro. Dunque è possibile che magari te lo dirà apertamente che comunque ormai arrivati a questo punto non mi separo, non faccio, non dico, però non lo so, ecco, dipenderà un po' da che tipo di situazione avete vissuto. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' intanto che ore si sono fatte. Beh, io direi che per questa sera ci salutiamo, vi ricordo comunque che torno mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque alle persone a cui non sono riuscita a dare una risposta, ma anche a tutti, insomma, invito a tornare a farmi compagnia mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Venerdì sarò di nuovo qui alle 21:30, mi raccomando, arrivate presto, mettete la vostra domanda prima che potete, così che io abbia modo di potervi rispondere, e vi ricordo, per chi non avesse impegni, domani alle 16 sarò sul canale di Psicologicamente, ospite di Giovanni Fernandez. Grazie a tutti, parleremo di radiestesia, chissà che vi interessi l'argomento. Vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto.